collaboratori, alla nostra segretaria che oggi si sono sobbarcati una dura giornata di lavoro. Un ringraziamento di vero cuore a tutti gli iscritti, che sono tutti gli iscritti, i segretari provinciali, i regionali, i consiglieri nazionali, che hanno portato l'ANCE a questa importantissima giornata. Un ringraziamento di buon cuore a Giovanna Pantaleo, che mi ha preceduto e che ha portato nell'ANCE un vento di entusiasmo tipico delle donne, che ha fatto bene all'ANCE perché ha rimesso in moto un meccanismo. Un ringraziamento particolare poi volevo fare ai due past president, ai due precedenti presidenti. Uno che è un carissimo amico, non vedo dove, Paolo Teoni, di cui ho fatto il segretario e che molto mi ha insegnato, moltissimo mi ha insegnato. Un ringraziamento particolare a Enzo Romano, che non vedo Enzo Romano, che viene certe volte criticato cose, però devo dire si è portato a guidare l'ANCE, soprattutto io che ho vissuto la fase del 2002 assieme a Paolo, in un momento di grossissima difficoltà ad essere protagonista sempre di questa, diciamo, protagonista culturale nel panorama appunto delle società scientifiche e in quello che sono il loro ruolo. Io poi vi volevo fare alcune, e qua penso che ho fatto il ringraziamento e mi spunti ora, il quale diciamo glielo facciamo sentire, dopo aver ringraziato Pantaleo e Teoni. Un ringraziamento particolare, dicevo, a Enzo Romano, che molto mi ha insegnato in questi 9 anni di presenza nel direttivo, e per fare forse avendo in comune un'origine che è quella di essere rappresentati in altre associazioni, in altre istituzioni. Abbiamo imparato che la lealtà è il fondamento di una società, è il fondamento della convivenza. Laddove c'è lealtà si va avanti, laddove c'è lealtà, diciamo, si ha un futuro. E quindi al di là poi delle discussioni più o meno calme, più o meno accese, sappiamo che si raggiunge un accordo sempre nell'interesse dell'ANCE, perché è il bene primario. Io poi volevo, se il nostro caro amico ci proietta qualche diapositiva, io vado là, volevo fare anche delle brevi considerazioni che ritengo siano importanti. Io vado là, si proietta.